Il Ventimiglia torna a giocare sul proprio campo dopo lo schiaffone rimediato domenica scorsa finale con una chiara voglia di riscatto. Di fronte trova un Legino che sta attraversando un momento non particolarmente brillante, solo un punto nelle ultime 4 partite per la formazione savonese. Gli ospiti si confermano una squadra ostica, concedono pochissimi spazi e il primo tempo è molto combattuto, l'attacco del Ventimiglia non riesce mai a rendersi pericoloso, tanto che si registrano solo conclusioni da parte del Legino. Al 18esimo una deviazione di Rapetti da distanza ravvicinata viene spinta da Derbach, un minuto più tardi ci prova Garzoglio di testa, ma la sua conclusione è centrale. Minuto 32, conclusione di Alessio Teobia, viene respinta da Aderbach e Piacentini sulla respinta non trova la porta. Al minuto 34, su azione d'angolo, ci prova Cappannelli, ma il suo tiro sfiora il palo. Altro copione nella ripresa, il Ventimiglia sblocca la partita già al primo minuto, lancio di Cassini e Sparma, è abile ad anticipare tutti e a mettere la palla in rete. Poco dopo il quarto d'ora, dopo un anno, si rivede in campo Matteo Aretuso, recuperato da infortuni al ginocchio, e un minuto dopo essere entrato il centrocampista segna addirittura il gol del 2-0. Grande soddisfazione di tutto l'ambiente granata per un giocatore fondamentale che si spera torni ai suoi livelli. Legino sbanda, il Ventimiglia potrebbe chiudere il match al 31esimo con gamba corta che dal limite colpisce il palo, e al 38esimo quando Zampella da un metro non trova la sfera per una deviazione che avrebbe potuto essere vincente. Invece all'88esimo Legino accorcia le distanze sfruttando al meglio un calcio di punizione dal limite, il tiro viene respinto da Rerbach e Piacentini, il più veloce di tutti, segnando il gol del 2-1. A questo punto la gara si fa ruvida, il Ventimiglia arranca, ma l'assalto finale di uomini di Mister Tobia però produce solo qualche mischia e nulla più. Il Ventimiglia porta a casa una vittoria importante, la prima casalinga, si rilancia in classifica, mentre per il Legino, che non vince da 5 gare, la graduatoria inizia a farsi pericolosa.